buonasera e ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli. Situazione sempre più drammatica in Friuli Venezia Giulia sul fronte siccità. Per irrigare i campi sempre più secchi l'acqua potrebbe terminare tra meno di un mese. Intanto tra Bibbione e Lignano si fa la conta dei danni dopo l'incendio che ha devastato la pineta, 40 gli ettari carbonizzati, danneggiato anche il pontile, sospeso il collegamento in barca con Lignano. Sentiamo. Sono incalcolabili i danni a flora e fauna dopo l'incendio che venerdì tra Bibbione e Lignano ha divorato 40 ettari della pineta che si affaccia alla foce del tagliamento. In fumo soprattutto pini neri, pini marittimi e specie arboree. La zona nord del faro di Bibbione, essendo meno antropizzata e meno frequentata dai turisti, era un rifugio ideale per diverse specie come uccelli, tartarughe e rettili. Il rogo è stato circoscritto e domato alle 21 di ieri, ma questa mattina erano ancora in corso d'opera le attività di spegnimento di quei piccoli focolai presenti nel sottobosco. Mentre si fa sempre più probabile l'origine dolosa dell'incendio, avendo i vigili del fuoco trovato 2-3 punti di innesco, l'emergenza siccità non aiuta certo a prevenire i roghi. Tra campagne sempre più aride e fiumi in secca, in Friuli Venezia Giulia la situazione è drammatica, le riserve idriche stanno terminando e l'autonomia potrebbe essere addirittura inferiore ad un mese. Noi abbiamo una riserva ancora fino alla metà di agosto con i razionamenti. Nella realtà questa riserva possiamo anche dire che se non viene implementata da precipitazioni potrebbe finire addirittura prima della metà di agosto, perché comunque ci sono degli interventi che inizieranno anche sulle colture, andando a selezionare determinate tipologie di colture che verranno escluse dall'irrigazione, perché altrimenti questa data potrebbe, ripeto, essere anticipata. E ora veniamo alla cerimonia per il ringraziamento che si è svolta stamattina alla Fiera di Udine nei confronti della Protezione Civile, dove c'era anche presente Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento Nazionale. Il sistema della Protezione Civile è molto vivo, dobbiamo sempre ragionare su come intercettare le esigenze di oggi e di domani della cittadinanza, ha detto. E gratitudine è stata espressa anche dal vicepresidente della Regione Riccardi. Sentiamo l'intervista. Protezione civile in prima linea durante le emergenze. I volontari lo sono stati, guardando il periodo più recente, durante la tempesta Vaia del 2018, le intense nevicate del 2020-2021, passando per l'emergenza Covid-19 e la guerra in Ucraina. Questa mattina alla Fiera di Martignà, con la presenza del capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Fabrizio Curcio, sono stati ringraziati i volontari di Scimilacoli in Friuli Venezia Giulia impegnati nell'affrontare le tante situazioni di criticità degli ultimi anni. Essere qui significa testimoniare che il sistema esiste a livello nazionale, esiste a livello territoriale e quindi dal cittadino alle politiche nazionali, alle politiche di protezione civile, quindi significa testimoniare questo percorso e soprattutto testimoniare che il sistema di protezione civile si basa sul volontariato e punta sul volontariato anche nell'intercettare i fabbisogni della gente comune, della popolazione. Stessa gratitudine è stata espressa dal vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi, che ha in mano la delega alla protezione civile. Questo è un paese che non ha molto ricordo di gratitudine. Io penso che questa sia una giornata dovuta. Potevamo farla nella tradizionale festa del volontario che si fa alla fine dell'anno, ma abbiamo ritenuto di farla prima, anche perché le emergenze sono aperte, lo sforzo è importante. E le donne e uomini del sistema della protezione civile devono sapere che le istituzioni sono con loro e li ringraziano dell'importante, insostituibile e infaticabile lavoro che hanno fatto, stanno facendo e io sono certo continueranno a fare. E ora vediamo le storie di questi volontari della protezione civile, come quella di Gaia e Davide. Lei è 21 anni, nella sua Aquileia durante una recente alluvione ha aiutato a sgomberare dall'acqua le abitazioni di numerosi cittadini. Lui ne ha 24, nel pieno della pandemia ha portato i computer nelle case di quei bambini che altrimenti non avrebbero potuto seguire le lezioni a distanza. A raccogliere proprio queste testimonianze il nostro inviato Alberto Comisso. Storie di volontariato, storie di aiuto alla cittadinanza, senza ricevere nulla in cambio se non un sorriso, un semplice grazie. Storie di chi con orgoglio indossa la divisa della protezione civile. Gaia e Davide hanno 21 e 24 anni, lei abita ad Aquileia, lui a San Daniele. Quando parlano del loro impegno in protezione civile, gli occhi si illuminano e il cuore si riempie di gioia. Ho iniziato durante il periodo Covid, quello di emergenza proprio, perché comunque mi piaceva dare una mano, essere comunque presente per tutta la comunità e tutte le persone.
come aiutare. Anche esempio abbiamo avuto il problema della Basilica che si è allagata e noi siamo andati lì a fare turni giorni e notte. Tutto è possibile, tutto si può fare, basta avere voglia, soprattutto voglia di aiutare anche le persone. Davide, è una storia emozionante, la DAD, riuscire poi a portare l'assistenza tecnica e informatica a quelle famiglie, soprattutto a quegli alunni che non avevano le possibilità magari di acquisire, soprattutto avere l'accesso, no, alla tecnologia. Il compito principale mio e di tutti i miei colleghi del gruppo comunale di San Daniele è stato quello proprio di fisicamente portare le attrezzature ai ragazzi, ma più che altro anche la gestione logistica di un servizio del genere. C'è tutta una storia dietro di contatti con la scuola, riuscire a capire quanti alunni anche avessero bisogno e poi la cosa più bella è sempre vedere un bambino che fa un sorriso davanti anche alla tua divisa, è quello che ti ripaga di tutto e soprattutto ti dà la motivazione per continuare a fare il volontario di protezione civile. Dino è stato tra quei cittadini che ha potuto testare di persona l'aiuto offerto dai volontari che indossano la divisa giallo-blu. È stata molto dura perché non potersi muovere di casa con la protezione civile che si alternava a mia figlia a portarsi da mangiare, portarsi le medicine e poi abbiamo avuto l'alluvione perché abitiamo appunto vicino al fiume e lì c'era questo correre continuo della protezione civile, per fortuna che c'erano. Sì, io non posso dire altro che ringraziare questi che la cosa che secondo me assomiglia di più sono l'angelo custode. Voltiamo pagina alla crisi del governo sotto i riflettori e il governo nazionale. A parlare il presidente della regione Federica che tuona contro il Movimento 5 Stelle. Sentiamolo. Da che futuro vede per questa nazione? Andiamo al voto oppure facciamo un Draghi bis? Mi sembra ancora tutto molto in divenire. Sicuramente ci sono due fattori importanti da considerare. Il primo è quello che il Presidente del Consiglio Draghi ha un riconoscimento nazionale ed internazionale per le sue capacità e quello che ha fatto. Il secondo fattore è che il Movimento 5 Stelle è un partito che è risultato inaffidabile per la maggioranza e per un governo serio per il Paese. La Lega che potere e soprattutto che forza potrà avere nelle contrattazioni politiche? No, ma noi semplicemente penso che, come ha detto il segretario Salvini, si farà un ragionamento sulla scelta migliore per il Paese e una scelta che sia fattibile. E ora la cronaca con l'incidente mortale avvenuto nella notte scorsa alle 22 a Cosiano lungo la strada statale 464. A perdere la vita un uomo di 53 anni, Rodolfo Cancian, residente a Dignano. L'uomo era in sella al suo scooter quando è impattato contro la ruota posteriore sinistra di un trattore che lo precedeva ed è quindi volato in un fosso. Inutili tentativi di rianimarlo. Cancian aveva compiuto proprio ieri 53 anni. 34 clandestini stipati in un furgone in circa 12 metri quadri. A fermare il passer, che poi è stato arrestato, sono stati i carabinieri di Tarvisio. Sentiamo. 34 migranti irregolari stipati in appena 12 metri quadri. È in questo piccolo vano di un furgone con targa straniera che i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tarvisio hanno scoperto 34 clandestini, tutti maggiorenni di diverse nazionalità. Un duro colpo, quello inferto alla criminalità organizzata dedita alla tratta degli esseri umani che negli ultimi 2 mesi pare aver ripreso vigore lungo la triste e nota rotta balcanica. Una decina i blitz delle forze dell'ordine solo nel mese di giugno, un centinaio le persone rintracciate. L'ultimo blitz appunto a Pontebba sul valico confinario di Passo Pramollo, dove è stato fermato, arrestato un 22enne siriano residente in Germania. Dopo aver eluso un posto di controllo dei carabinieri è stato prontamente inseguito e bloccato prima che potesse scaricare i 34 cittadini. I migranti privi di documenti sono stati trovati in condizioni precarie e sono stati prontamente rifocillati. A seguire la scorsa settimana i carabinieri hanno arrestato un cittadino pakistano sempre per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il pakistano di 34 anni residente in Germania è stato controllato all'uscita dello svincolo autostradale A23 di San Leopoldo nel comune di Pontebba alla guida di un'autovettura mentre trasportava un connazionale di 44 anni. Il passer è stato arrestato e l'autovettura sequestrata. Fuga d'amore a 14 anni, terminata ieri a tarda sera la scappatella di 2 adolescenti che in pullman avevano deciso di recarsi con il permesso dei genitori al mare a Lignano. Partiti la mattina da Azzano X sarebbero dovuti rientrare alle 15:30, la madre non vedendo rincasare a quell'ora la figlia ha iniziato a chiamarla al telefono, lei inizialmente ha risposto, poi ha deciso di spegnere il cellulare. A quel punto alla madre non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia di scomparsa.
In possesso di una fotografia, i militari della stazione di Lignano hanno iniziato a setacciare la località balneare. A tarda sera sono riusciti ad individuare la coppietta in spiaggia. Vola nel canale e resta intrappolata nell'auto capovolta. Se è viva, una donna lo deve soprattutto a un vigile del fuoco che si è immerso nell'acqua e l'ha aiutato ad uscire dal veicolo deformato. L'episodio si è verificato oggi alle 13:50 tra Terranova ed Isola Morosini a San Castian di Sonzo. Mentre la macchina è stata recuperata da una squadra dei vigili del fuoco di Gorizia, la donna è stata affidata invece alle cure dei sanitari del 118. E ora veniamo ai numeri della pandemia. Sono 2.104 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore su un totale di 8.796 tamponi, 260 le persone ricoverate in altri reparti, 4 in terapia intensiva, un decesso nella giornata di oggi nella provincia di Trieste. Gli assistenti sanitari sono stati in prima linea in piena emergenza pandemica, raddoppiata la loro presenza la loro figura professionale e così a Gorizia parte un corso di laurea per assistenti sanitari. Ci si potrà iscrivere online dal 18 al 17 agosto, disponibili 40 posti. Alexis Sabot. In piena emergenza Covid è stata una figura chiave, quella degli assistenti sanitari, sempre in prima linea tra vaccini, tamponi, supporto delle indagini epidemiologiche. Una figura professionale sempre più richiesta ed ora a Gorizia sarà disponibile un corso di laurea dedicato. Nel panorama attuale troviamo questa figura molto richiesta dalle aziende sanitarie, è una figura proprio che ha una forte presenza sul territorio, quindi nelle aziende sanitarie a livello territoriale. È una figura che in possesso della laurea abilitante alla professione può svolgere attività di prevenzione, promozione ed educazione per la salute. È un corso interateneo, cioè è nato dalla collaborazione fra l'Università di Trieste e di Udine. Si può iscriversi dal 18 di questo mese al 17 agosto e l'esame è previsto il 15 di settembre a Trieste. E la sede sarà Gorizia, dove inizieranno le lezioni. Il corso di laurea è suddiviso in 3 anni, con lezioni frontali, dove ci saranno materie che sono materie di base, tipo anatomia, fisiologia, biologia, farmacologia, immunologia e materie caratterizzanti, ad esempio la promozione della salute, la sociologia, la psicologia. Spiragli di salvezza per i lavoratori della cartiera di Rivignano. Dopo l'interessamento del gruppo Progest, i sindacati accolgono positivamente la disponibilità del gruppo ad assumere le maestranze rimaste senza lavoro, ma chiediamo, dicono in una nota, ad un gruppo così importante di andare oltre e di impegnarsi per mantenere la produzione della cartiera nella bassa friulana. E ora parliamo della cerimonia dei diplomi al Malignani, tornata dopo 2 anni di pandemia, ed è stata anche l'ultima cerimonia del preside storico del Malignani, ovvero Andrea Carletti, che è andato in quiescenza. Sentiamo. È un periodo molto complesso, la soddisfazione che i diplomi quest'anno siano andati particolarmente bene cancella un po' la fatica di un anno scolastico complesso. Il ricordo più bello al Malignani è questo, forse l'ultima occasione per salutare i ragazzi, per stare con i genitori. Ecco, non vorrei mai dimenticare che siamo qua per loro, principalmente per loro. Quanto è cambiata la scuola in questi anni? È cambiata tantissimo. Ricordavo ieri che ho cominciato col crollo delle Torri Gemelle, pochi giorni prima del crollo delle Torri Gemelle, è cambiato il mondo, poi adesso verso la fine della mia carriera è arrivata la pandemia ed è tornato a cambiare tutto. Le ultimissime vicende belliche in Europa fanno pensare davvero che il mondo sta tornando indietro piuttosto che avanti, ma combatteremo perché la cosa vada verso l'innovazione e verso l'equità sociale. Andiamo a San Giorgio di Nogaro, dove caccia il fortunato vincitore di 500.000 euro con un gratta e vinci. Un unico gratta e vinci da 5 euro ha portato 500.000 euro a un fortunato. La prima volta per voi? Beh, di una vincita così grossa, sì.
Lei potrebbe sapere chi è il fortunato vincitore o almeno qualche sensazione? No, ufficialmente no. Lei ci gioca adesso? Certo. Ci ha sempre creduto nel gioco oppure adesso un po' spinto un po' di più visto che Ma... questa è una segreteria fortunata? Sì, un po' di più, dai. Sì. Poi vengo spesso insomma, a prendere qualcosetta in questa cartolibreria qua. Che cosa farebbe con 500.000 euro? E un po' di donazioni, sistemerei un po' le figlie e basta insomma. Prima di uscire ho detto adesso vado a prendere una battaglia navale, arrivo qua a 500.000, no, sono arrivati prima di me. Adesso vediamo, con cosa hanno vinto? Che non... No, posso cambiarlo? Cosa farebbe con 500.000 euro? Beh, un sacco di cose, insomma, è chiaro, sicuramente beneficenza, una parte, minimo il 10% in beneficenza, e poi è chiaro in un posto fuori dal mondo e gestire i soldi. E questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro buona serata a tutti, arrivederci.